Una giornata importante oggi a Nughedu Salicolò, dove il progetto Logos, che comprende l'attività delle unioni dei comuni dell'Ogudoro e della comunità montana del Goceano, è stato consegnato all'assessorato. Ora ci saranno i prossimi adempimenti, ma abbiamo 20 milioni per il territorio, erano in precedenza 15 milioni, quindi programmazione territoriale che cresce anche in termini di risorse in questo territorio per la valorizzazione delle attrattori culturali e ambientali, per tutte quelle attività che nel cuore della Sardegna possono essere davvero una scommessa in chiave antispopolamento per il futuro della nostra isola. Noi siamo convinti che, proseguendo in questa direzione, abbiamo stanziato oltre 100 milioni in questo anno per circa la metà dei comuni della Sardegna. Per gli atti aggiuntivi alla programmazione territoriale possiamo creare le basi per riequilibrare anche rispetto agli altri territori che partiranno anche con la nuova programmazione territoriale. Siamo convinti che sia la scommessa vincente, sia una delle chiavi per far crescere e sviluppare la Sardegna anche in chiave antispopolamento.